dicevo che il risultato delle cose di cui mi sono occupato per diversi anni riguardo alla storia di Senegal. Allora ho deciso poi alla fine di cercare di ricavare qualcosa da queste letture, da questi studi che ho fatto, da questi documenti che ho trovato, diciamo così, e spero di poter pubblicare poi un volume in cui si contiene quello che alcuni degli elementi che sono stati presenti nelle conferenze, nelle 3 conferenze, la terza è quella di stasera, fatte qui, e poi anche altre cose che non ho avuto modo e tempo di includere, sarà una cosa più dettagliata e più articolata. Questa di stasera rappresenta anche una sintesi del lavoro che ho fatto, una giustificazione, una motivazione, un tentativo di interpretazione dei motivi che mi hanno spinto e degli elementi che mi hanno guidato in questa ricerca e poi nell'interpretazione dei fatti, perché appunto la lettura delle vicende storiche poi deve portare a una sintesi, a un'interpretazione possibile di queste vicende. Allora, ho dato stasera il titolo alla conferenza ispirandomi un po' alla poesia, ispirandomi alle gare poetiche su Gómero e Sarrico, è un tentativo di una titolazione suggestiva che porti direttamente dentro la problematica della storia sociale di Senegal. Io cercherò appunto di vedere come si articola e come cambia la società seneghese nel corso del tempo, nel corso di 2 secoli e mezzo che sono stati fondamentali, credo, per dei cambiamenti. Credo che ci siano dei periodi in cui c'è stato un cambiamento addirittura anche più significativo di quello che poi c'è stato in periodi successivi. Ho proposto questo titolo, o la serie di titoli che avete visto anche nel manifesto, per individuare appunto che quando ho cominciato a occuparmi di storia sarda, per me si sono presentati subito due problemi in qualche modo. Il fatto di avere l'impressione che si trattava di una storia quasi inesistente, una storia dove non era successo nulla di significativo, una storia fatta di cose insignificanti in sostanza. È una cosa che ho detto tante volte, ma quando ho cominciato a insegnare storia e ho scoperto la storia della Sardegna, perché mi sembrava assurdo che noi non dovessimo essere oggetto di storia, cioè che la Sardegna, contrariamente a quello che succede per tutte le parti del mondo, la storia è la vicenda degli uomini, qui sono vissuti degli uomini, quindi una storia ci deve essere stata, di qualsiasi genere sia stata questa storia, grande o piccola, importante o meno importante. Appunto, quando ho parlato ai miei alunni di storia della Sardegna e a un certo punto, parlando della storia dei giudicati, sono arrivato a parlare e ho detto: poi c'è stata la battaglia di San Luri, si sono messi tutti a ridere, perché appunto che ci fosse stata una battaglia a San Luri come c'è stata una battaglia di Cannes o di Austerlitz o di Waterloo, cioè sembrava assurdo. L'altro elemento è appunto, oltre all'esistenza di una storia sarda, è stato il capire come si sia, cioè un problema che non riguarda solo i sardi, che riguarda tutti, cioè capire come si forma la struttura, la diversità sociale tra gli uomini. E per quello appunto ho usato questa citazione famosissima di Jean-Jacques Rousseau, tratta dal discorso sull'origine e i fondamenti della disuguaglianza fra gli uomini,
che è un saggio di metà Settecento proprio da collocare all'interno del periodo delle vicende di cui parlo, appunto questa riflessione, diciamo, questo personaggio innanzitutto e anche questa riflessione sono all'origine di tante vicende culturali, sociali, poi dei secoli successivi. Rousseau è un personaggio fondamentale, un pilastro della filosofia, della storia intellettuale, della storia dell'educazione, si è occupato di tutto e tra l'altro appunto della storia sociale, il contratto sociale, questo piccolo saggio di una delle prime sue opere già insomma rivoluzionaria, dove appunto partendo da problemi del suo tempo, perché la Francia di metà Settecento è la Francia in cui ancora si pone il problema delle chiudende come si pone in Sardegna, la formazione della proprietà privata, la dinamica di classe che si crea a partire da metà Settecento accomuna la Sardegna al resto dell'Europa, la Francia in primo luogo, per dire. E quindi ho voluto fare questa citazione, diciamo, tante delle tematiche sociali, dei movimenti sociali, politici dell'Ottocento si rifanno, come si sa, appunto a Rousseau. Allora, entriamo subito nell'argomento. Innanzitutto una breve sintesi della vicenda storica, del percorso storico che c'è stato in questo periodo in Sardegna e a Seneghe. Dobbiamo partire dalla fine definitiva del giudicato, di quello che è venuto dopo il giudicato. Per quel che riguarda noi, quando finisce il giudicato di Arborea c'è il marchesato di Oristano. Il marchesato di Oristano fino alla fine del 400 ancora conserva, rimane un punto di riferimento per i sardi. La Sardegna è stata conquistata dai catalano-aragonesi, è stato creato e imposto un feudalesimo molto forte che praticamente espropria i sardi, la classe dirigente sarda, la nobiltà giudicale sarda viene emarginata e il potere va assolutamente a uno Stato e anche a una popolazione nuova che si stabilisce in Sardegna come signori, come padroni, come feudatari che si dividono le terre della Sardegna. Il marchesato di Oristano rimane per qualche tempo come riferimento per i sardi. Quando finisce la resistenza di Leonardo Aragon si entra pienamente nella Sardegna, che è nell'ambito della monarchia spagnola, e noi ci incamminiamo in questa storia, in questa vicenda che sarà da quel momento una storia di pochissimi avvenimenti. La Sardegna parteciperà in qualche modo indirettamente alle vicende dell'Europa, partecipa perché subisce ogni tanto delle invasioni. All'inizio del Seicento per esempio una flotta francese sbarca a Oristano, si impadroniscono di Oristano per un paio di giorni, arrivano a Carnevale, ci stanno qualche giorno, rubano un po' di cose e si rimbarcano. Ugualmente qualche tempo prima c'era stato uno sbarco a Sassari, ma le vicende saranno di questo genere, quelle che inseriscono la Sardegna nella grande vicenda storica. Bisognerà aspettare un'altra invasione perché ci sia un grande sommovimento storico, che sarà quello del 1793, quando di nuovo i francesi sbarcheranno a Cagliari, e questo sarà l'inizio delle vicende della Sarda rivoluzione, di 3 anni appunto del movimento rivoluzionario e antifeudale di fine Settecento. Il resto della storia non è fatta di grandi avvenimenti, è fatta soprattutto di vicende della cosiddetta storia materiale, è fatta di demografia, per dire, cioè di dinamiche della popolazione, aumento, diminuzione della popolazione, di condizioni di vita, produzione più o meno difficile, annate buone, annate cattive, carestia, epidemia, con tutto quello che significa naturalmente sempre per la popolazione.
l'economia della Sardegna, quali caratteristiche ha, che cosa si produce, che cosa si importa, che cosa si esporta. E in questi anni, da questo punto di vista, ci sono alcuni momenti particolarmente significativi. C'è la grande pestilenza degli anni dal 1652 al 1656. La Sardegna, come sapete, è stata sempre pochissimo popolata. Uno dei problemi della Sardegna è stato lo scarso numero di abitanti in relazione all'estensione del territorio, e il fatto che questi pochissimi abitanti abbiano sempre faticato a vivere delle risorse di questo territorio, cioè pochi e anche affamati, contrariamente a quanto avveniva nelle altre terre in cui si era affamati perché si era troppi. E quindi, nonostante la scarsa popolazione, arrivano anche le grandi pestilenze. La Sardegna ha fatto tempo a riprendersi nel corso del Cinquecento dalle grandi epidemie del Quattrocento, che a metà Seicento ne conosce un'altra gravissima, che spopola moltissimi paesi, devasta la popolazione delle città, ha effetti devastanti ad Alghero, a Sassari, a Oristano, a Cagliari. Abbiamo visto che sembra che invece abbia scarso impatto a Seneghe, dove appunto che non risente molto, forse da quello nasce anche l'idea dell'aria fina di un paese che ha un clima particolarmente adatto, per cui poi succede che molti aristocratici di Oristano vengono qui a passare l'estate, perché appunto c'è un'aria positiva che favorisce molte signore dell'aristocrazia di Oristano vengono qui quando stanno aspettando i loro bambini, e molti bambini dell'aristocrazia oristanese sono registrati nei registri parrocchiali di Seneghe. Nelle vicende storiche della Sardegna un passaggio importante è quello che vede la fine del periodo spagnolo. Nel 1720 la Sardegna passa dall'ambito dell'impero della monarchia spagnola a far parte dei possedimenti del duca di Savoia, che diventa, quando gli danno la Sardegna, re di Sardegna. Diventiamo da spagnoli italiani in qualche modo. In questo siamo diversi dal resto dell'Italia, perché la Sardegna è stata molto interna alle vicende spagnole, perché la classe dirigente parla e scrive spagnolo, si considera appunto come uno dei regni di quella monarchia, mentre nel resto dell'Italia si continua a scrivere e parlare l'italiano come lingua di cultura. Poi nel corso del Settecento la politica dei Savoia conosce fasi diverse. C'è una prima fase molto cauta di conservazione dell'esistente, di attenzione a procurarsi il sostegno della popolazione senza dare fastidio a nessuno, in sostanza, attenti soprattutto a non molestare gli aristocratici legati a tradizioni anche di tipo spagnolesco. Solo oltre la metà del secolo arriva una politica nuova. C'è un ministro molto attivo, molto intelligente, che si prende a cuore i problemi della Sardegna, anche perché si tratta di una risorsa da poter utilizzare per la monarchia sabauda, appunto. Con il ministro Bogino si introducono una serie di riforme nel campo economico e nel campo anche culturale che avranno un effetto significativo sulla società sarda. Questa cosa ci riguarda anche perché viene riformata l'università, e una delle persone che andranno a insegnare, gli insegnanti universitari erano qualche decina allora, non è che fossero le migliaia di oggi, e uno di questi era un seneghese, era il professor Francesco Ignazio Cadello, gesuita, che è insegnante di matematica
e appunto anche la ripresa dell'Università Sarda e dell'Università di Cagliari avrà una ripercussione anche, diciamo, a Senegal, perché come vedremo il settore culturale, la cultura ha un'importanza significativa per le ripercussioni sociali che ha per il nostro paese. Poi alla fine del secolo tutto questo, il riformismo e i cambiamenti che cominciano ad avvenire nella società sarda avranno un momento di verifica, un passaggio importante appunto nel triennio rivoluzionario, quei 3 anni in cui la Sardegna cercherà di liberarsi del feudalesimo. Tenete presente che in gran parte d'Europa il feudalesimo o è già stato eliminato, come nello stesso Piemonte, il potere dei feudatari è stato già eliminato dai sovrani nel corso del secolo. Invece in Sardegna il feudalesimo è pienamente in vigore. I sardi cercano di liberarsene con una sollevazione che è allo stesso tempo nazionale per una propria libertà, cosa si vede con la cacciata dei piemontesi, ed è economica e sociale con la rivolta contro il feudalesimo. La rivoluzione sarda sarà sconfitta, nel 99 i sardi rinunciano addirittura a ciò che i sovrani avevano concesso, in qualche modo c'è una restaurazione totale, un ritorno all'indietro che segnerà la Sardegna per diversi decenni, che sarà uno dei disastri maggiori che la Sardegna abbia vissuto. Per arrivare alla fine del feudalesimo dobbiamo arrivare intorno al 1840, nel 38-39 si comincia da Oristano, si comincia dall'eliminare il feudo Arcaris e poi si passerà a eliminare tutti gli altri feudi. Allo stesso tempo si prendono quei provvedimenti come quelli volti a incentivare la proprietà privata attraverso la legge delle chiudende, che naturalmente danno un'altra faccia alla società della Sardegna. Intorno a metà Ottocento le comunità perdono in gran parte le loro terre comuni, le terre che gestivano liberamente, in cui le persone che vivevano nei paesi, i pastori in primo luogo, potevano portare gli animali al pascolo liberamente, i frutti, come diceva Rousseau, erano a disposizione di tutti, e si passa alla proprietà privata, con l'idea che avere una terra recintata consenta di produrre di più, consenta maggiore libertà, maggiore possibilità di contare su tutti i frutti, possibilità di investire. Era una cosa ragionevole, però la cosa viene fatta in Sardegna in un modo che in realtà non produce quello che ci si aspettava. In realtà sulle terre chiuse poi si specula sul pascolo invece di arrivare a una modernizzazione reale, questo in generale per la società sarda. Allora, io ho impostato poi la mia analisi della società seguendo alcune tracce, soprattutto 2 tracce. Nell'analisi sociale vedere quali sono gli elementi che in positivo muovono a migliorare la propria condizione economica, che cos'è che ti aiuta a diventare più benestante e di conseguenza a portare tutto quello che si accompagna con il benessere, una migliore condizione materiale, spirituale, culturale e tutto quanto. Che cosa invece produce un effetto opposto? Che cosa invece che porta alla rovina? E dentro queste 2 opzioni ho collocato un po' le storie delle famiglie seneghesi di cui conosco in qualche modo la vicenda. E questo sarà il centro della mia relazione di stasera.
queste vicende familiari si collocano all'interno di un'evoluzione complessiva della società. La società, nei tempi di cui sto parlando, attraversa diversi modelli, cioè queste storie di famiglie si collocano all'interno di cambiamenti del modello di società. Nel Seicento e fino a gran parte del Settecento la società di cui parliamo viene definita modello di società d'ordini. È una società sostanzialmente divisa in tre parti. Queste tre parti, gli uomini, sono divisi in tre categorie. Gli esseri umani, quindi le famiglie, gli individui, sono divisi in tre categorie. Le tre categorie corrispondono alle tre funzioni che sono attribuite agli esseri umani. Gli esseri umani possono appartenere alla categoria di quelli che hanno il rapporto col sacro, e questo è il primo e il più importante dei ceti sociali, e il clero, sono gli uomini che tengono il rapporto con Dio, sono i sacerdoti. Sono i sacerdoti, appunto, che si occupano del sacro. È una società in cui questo elemento è fondamentale, perché gli uomini si considerano totalmente dipendenti dalle cose esterne, dalla natura, dalle stagioni, quindi il rapporto con la religione e col sacro è fondamentale, non c'è autonomia, e quindi questo è l'elemento primario. Il secondo elemento è quello della funzione guerriera e del ruolo militare, della funzione militare all'interno della società, e questo è il compito dell'aristocrazia, il compito dei guerrieri, che in quanto hanno la funzione guerriera hanno il privilegio della nobiltà e degli aristocratici. La terza funzione è quella di chi lavora. Sostanzialmente in primo luogo la gran parte dei lavoratori sono quelli delle campagne, poi lavoratori manuali di altro genere come gli artigiani. Man mano le attività lavorative vanno dall'attività della campagna ad attività, diciamo, più raffinate di tipo artigiano e cittadino. Allora, questa divisione è importante perché tenerla presente, perché per dire, la legge non è uguale per tutti, e le opportunità non sono uguali per tutti, e la vita non è uguale per tutti. La vita è nettamente distinta per i tre ordini di questo modello sociale. Esiste un tribunale per il clero, esiste un tribunale per i nobili, esiste una giustizia per la gente comune, per il terzo stato, diciamo. Questa divisione della società in questo periodo ha una ripercussione appunto negli organismi rappresentativi di questo tipo di società d'ordini: il Parlamento inglese, gli Stati Generali in Francia, gli stamenti in Sardegna, che sono divisi in tre parti, sono composti dal clero, dai nobili e da tutti gli altri, che sono naturalmente rappresentati da quelli che contano di più all'interno di questo terzo gruppo. Questo tipo di società che è basata sulla disuguaglianza, in cui la disuguaglianza tra gli uomini è un fatto naturale. Se uno nasce in una certa condizione, è naturale che sia così, ed è naturale che rimanga in quella condizione, è naturale che abbia una legge diversa da quella degli altri. Questa è la mentalità di quel periodo, una mentalità che viene messa in crisi dal Settecento, dalla cultura del Settecento, dal movimento illuminista, dalla rivoluzione culturale di quest'epoca, che porta a
appunto alla rivoluzione francese, a tutte alle grandi rivoluzioni, compresa quella americana, quella francese, e poi con Napoleone, la diffusione di tutte queste idee in Europa. Si crea un modello di società diversa, che sarà quella che noi conosceremo nell'Ottocento. È una società in cui tendenzialmente, appunto, la legge dovrebbe essere uguale per tutti, ma diciamo, si è uguali se prima la differenza era relativa alla condizione in cui si nasceva, all'ordine a cui si apparteneva, adesso la differenza è economica, si conta in base alla proprietà che si ha. Nell'Ottocento praticamente si passa a una società in cui lo Stato si rafforza, il potere sociale è appunto dei proprietari, borghesi e nobili, la nobiltà non è sparita ma si intreccia con la borghesia, e la nostra società diventa una società di popolo e di notabili, cioè l'elemento nuovo caratterizzante di questa società è la presenza dei notabili, cioè c'è lo Stato, c'è il popolo e ci sono gli intermediari, quelli che appunto mediano tra la gente comune che è analfabeta, che non ha potere, e lo Stato che diventa sempre più presente e sempre più importante. Da questo tipo di società poi si andrà verso una società democratica, una società di, come si auspicava durante la Rivoluzione francese, di uguali, di liberi, uguali e... Posso fare una domanda? Sì. Ma l'ordine ecclesiastico da dove proveniva? O si concludeva nel suo ambito? O da quale ordine derivava? Che è un ordine chiuso, dovrebbe essere, non si riproduce. Proveniva da un altro ordine? Sì, no, l'ordine ecclesiastico, essendo fatto appunto, come si sa, no, di persone che non si possono sposare, chiaramente. Ma la maggior parte proveniva dal ceto è consentito. No. Allora, il ceto alto del clero proveniva in genere dal ceto alto della società. Allora, i vescovi sono spessissimo degli aristocratici, gli abati delle grandi abbazie benedettine sono degli aristocratici, sono dei nobili. Chiaramente poi una cosa è la teoria, una cosa è la pratica. Le famiglie aristocratiche di per sé dovrebbero rimanere con il loro potere e con i loro privilegi, ma se una famiglia aristocratica vuole mantenere la sua forza, per dire, non può dividere all'infinito i suoi beni tra i figli, e infatti entra nell'uso il maggiorazgo e il fideikommesso, cioè tutto il titolo e i beni vanno ad uno dei figli e gli altri figli si devono arrangiare, se sono ragazze o hanno un matrimonio oppure vanno in convento. E i maschi o si arruolano militari o vanno a fare diventano allora il figlio di un aristocratico non va a fare il parroco, il figlio di un aristocratico va a fare il canonico, e infatti per fare il canonico devi pagare, e per avere appunto grandi cariche all'interno del clero, diciamo che il clero però è anche l'unico settore sociale dove sia possibile fare carriera, avere uno spazio per i ragazzi del popolo, intelligenti, attivi, brillanti, che vengono aiutati, protetti da altre persone del clero e vengono aiutati, e vedremo subito che è quello che succede a Seneca. Allora, rapidamente, un'altra cosa, quello che faccio sempre, vi ricordo su cosa baso le mie
le mie affermazioni, le cose che vi dico, le ho trovate scritte. Spero appunto che ci sono molti giovani che fanno tesi di storia, quindi le acquisizioni che man mano si fanno nel campo della ricerca della storia, anche di Seneghe, spero che siano la base poi per la continuazione, perché la ricerca è sempre fatta per essere superata, perché qualcuno trovi altre cose e vada avanti sulla stessa strada. Appunto mi sono basato sui 5 libri della parrocchia, dove appunto ci sono battesimi, cresime, matrimoni e defunti e gli stati delle anime, gli atti notarili, gli atti giudiziari della Reale Udienza e poi dei tribunali, la segreteria di Stato che si occupa un po' di tutto, il governo di allora si occupa di tutto, l'archivio parrocchiale di Seneghe, dove ci sono materiali interessanti sui lasciti fatti alla Chiesa, sulla banca che c'era in sostanza nella parrocchia, cioè i risparmi, la disponibilità di denaro, il credito era in mano alle istituzioni religiose in sostanza, più che ai privati. I privati entrano nel commercio del denaro solo a 800 avanzati. Poi i dati del Monte Granatico, del Monte Nummario, anche questi si trovano dei frammenti sempre nell'archivio di Stato di Cagliari. E infine una cosa molto molto interessante è la matrice dei beni rurali del vecchio catasto, che si trova all'archivio di Stato di Oristano, dove trovate una radiografia della proprietà a Seneghe intorno al 1850. Se volete sapere come era divisa la proprietà, nome per nome, famiglia per famiglia, lì ci sono trovate cioè la proprietà dei vostri antenati, quanto era e dove avevano le loro proprietà. Allora, per darvi un'idea di com'è in generale la società seneghese, mi sono servito di alcuni quadri statistici che ho trovato nella documentazione. Nel 1782, nel 1789, i seneghesi si trovano a sostenere un conflitto con il marchese d'Arcais, a cui erano tenuti a pagare il laor di corte, una tassa sul seminato, su ciò che poi diventava in realtà una tassa sui terreni. C'era una disparità di interpretazione. Per tradizione avrebbero dovuto pagarla quelli che producevano. Chi aveva prodotto una certa quantità di grano doveva pagare uno starello di grano, un mogliu. Invece il marchese voleva che tutti indistintamente pagassero. E allora vengono presentate nel corso di questa discussione delle analisi di come è strutturata la popolazione seneghese. E vedete nel 1782 questo schema, che secondo me è il più attendibile, che indica 185 proprietari di terre di giogo, che sarebbe lo strato dei proprietari indipendenti, diremmo oggi del coltivatore diretto, che riusciva, quando andava bene, a campare, cioè aveva il giogo, aveva terra sufficiente. La terra in genere c'era, insomma, bastava sculturare, bastava lavorarci sopra e si trovava un po' di terra da seminare, poi che andasse bene non era garantito. Quindi buona parte della comunità locale era autonoma, autosufficiente in qualche modo. Questo spiega anche l'egualitarismo, se volete, anche della comunità. Quanti eravamo in quel periodo? Seneghe, quanti abitanti aveva? Allora, in quel periodo aveva 1800 abitanti. Come oggi? Sì. 10%. Poi 14 lavorano a mezzadria, per dire, c'è chi ha un solo bue, per dire,
e lavora con un altro che ha ugualmente un bue, oppure lavora una mesallia sul frutto che si divide poi col proprietario del terreno. 30 lavorano a Tresuna, 34 lavorano con la zappa, cioè questi sono i più poveri, perché appunto che non hanno mezzi sufficienti per avere un gioco. È il tipo di agricoltura più primitiva in qualche modo, più antica, più arcaica, in cui si scalfisce un po' il terreno per gettare il seme. 43 non arano perché allevatori di pecore e maiali. Poi appunto nel 1789 c'è un'immagine molto più pessimistica della società seneghese, con 101 persone in possesso di beni sufficienti, 50 con beni in poca quantità, 135 che sono in questa condizione critica. I dati naturalmente vanno un po' sempre presi con le molle, perché le dichiarazioni, essendo fatte sempre nei confronti di un avversario che si ritenga possa approfittare di te per vessarti, per pretendere di più, queste dichiarazioni sono spesso poco affidabili, perché cambiano da un anno all'altro in maniera incredibile. Cioè ci sono delle dichiarazioni di coltivazione della terra in cui un anno si dice che sono stati seminati 1000 ettari, l'anno successivo 100, cioè 1000 ettari con una produzione di tot migliaia di starelli di grano, l'anno dopo invece sono diventati 100, non è credibile, cioè ci deve essere, la variazione non può essere così. Allora, poi appunto, per darvi un'idea di come era fatta la società seneghese alla fine del Settecento, sono due famiglie di piccola nobiltà. I nobili non sono seneghesi, Seneghe non ha mai avuto nobili in sostanza, possiamo dire. Nobili perché il marchesato di Oristano non aveva una sua aristocrazia, non era un feudo con un marchese, un conte, ma dipendeva direttamente dal sovrano, dal re. Quindi mentre a Sant'Urusuggia, a Culleri, dove c'era il marchese, il funzionario del marchese, il suo procuratore, quello che riscuoteva le tasse per lui, e come facevano questi? Naturalmente facevano il pizzo, come si dice su queste cose, poi diventavano ricchi e riuscivano a comprarsi la nobiltà, per cui a Culleri e a Sant'Urusuggia c'erano diversi nobili, e in genere in tutta la Sardegna feudale, cioè, gran parte della Sardegna era infeudata, e quindi c'erano tantissimi nobili. A Seneghe ce ne sono solo due, uno è un cuglieritano che aveva sposato una Pintus, che diventa donna Mariangela Pintus, diventa nobile, e poi il figlio che andrà a lavorare ad Oristano si chiamava Don Giovanni Antonio Carchero, questo signore, ed era un piccolo cuglieritano. L'altra famiglia nobile era una famiglia dei Tola. Anche qui questo Tola veniva da Bonoro, aveva sposato una soggiucata. Anche qui poi anche qui questa famiglia si estinguono, poi in genere spariscono nell'arco di una generazione. Ci sono poi 5 o 6 scriventi. Gli scriventi sono quelli che hanno ricevuto un minimo di alfabetizzazione, sono anche in genere esponenti di famiglie benestanti e fanno anche delle piccole faccende, possono anche sostenere la difesa di qualcuno in tribunale, insomma hanno anche un ruolo legale, possono avere un ruolo legale. Ci sono 6 notai. Spero di ricordarli tutti: il notaio Cadello, il notaio Piras, il notaio Cossu, il notaio Carta, il notaio Pintus, e adesso l'altro non mi ricordo più,
notaio Mastino mi pare che fosse morto alla fine del... forse lui stesso. Allora, ci sono 8 sacerdoti in media, 2 o 3 chirurghi. I chirurghi sono barbieri e chirurghi, fanno la barba, ma anche sono cavadenti, fanno i salassi, sono anche loro in condizione discreta. Ci sono una decina di artigiani, quelli classici. Diciamo che alla fine del Settecento c'è uno sviluppo dell'attività artigiana e anche un'economia in movimento che favorisce anche il benessere degli artigiani. Cominciano ad apparire diversi muratori, ci sono dei falegnami, ciabattini, bottai, carrai, eccetera, fabbri. Poi, sì. Commercianti sono pochi, appunto, di questo ho intenzione di parlare. Diciamo che la grande novità sarà l'apparire di figure di commercianti, di persone che entrano nello scambio commerciale. Ad alcuni va bene e diventano, e questo contribuisce al salto di condizione sociale di alcune famiglie seneghesi, ad altri va male e vanno in rovina. In questo periodo ancora no? Diciamo alla fine del Settecento sì, cioè, no, ma non, allora praticamente sono gli scriventi quelli a cui mi riferisco, sono 2 scriventi che hanno. Poi ci sono molti che si dedicano all'allevamento, che sono pastori, porcari, caprai, vaccari. È difficile distinguere tra l'allevatore e il contadino, perché le attività sono intrecciate. Spesso appunto ogni famiglia anche che ha una certa condizione sociale, oltre all'attività agricola, ha anche bestiame dei vari generi, ha sia qualche vacca, sia qualche pecora che qualche maiale, e in genere li affida a pastori. I pastori puri sono un numero abbastanza limitato e in genere si dedicano anche tendenzialmente seminano anche loro hanno la loro attività agricola. Allora, quali sono le possibilità di avanzamento sociale in qualche modo che esistono in questo tipo di società? E quali sono le forme di distinzione sociale anche delle persone in quest'epoca? Le attività significative che danno prestigio sociale sono quelle che pongono al servizio delle 2 grandi autorità di questo tipo di società. Uno è mettersi a servizio del re. Il servizio del re è rappresentato da ufficiali regi, ufficiali di giustizia. Abbiamo visto la volta scorsa che appunto l'ufficiale di giustizia, il magistrato ordinario, ha il governo del Campidano Milis, dei 7 paesi del Campidano Milis, appunto esercita la giustizia, giudica, condanna, mette in prigione, eccetera. L'ufficiale può avere anche un luogotenente. A metà del Settecento viene fatta una legge per cui oltre all'ufficiale in ciascun paese c'è il suo luogotenente, quindi c'è anche un giudice locale a Seneghe. Sia l'ufficiale che il luogotenente sono aiutati dagli scrivani, che sono in genere dei notai alle prime armi. Poi ci sono i notai che ugualmente servono, esercitano anche una funzione nell'ambito della giustizia. La struttura dello Stato è molto povera, molto piccola, molto esigua.
se pensate a tutte le cose di cui si occupa oggi lo Stato, che fanno lo Stato, cioè la salute, la pubblica istruzione, eccetera, tutte le cose dell'amministrazione non esistono allora. Di salute e di istruzione si occupa la Chiesa. Lo Stato non c'entra per nulla, tranne che per un controllo. Quindi diciamo che per fare carriera in questo campo, mettendosi a servizio del re, nell'amministrazione pubblica bisogna andare nelle città, in sostanza. C'è posto per impiegati soltanto nelle città. Qualche posto, gli impiegati di Oristano addirittura fino agli inizi del Novecento sono poche decine. Alla fine del Settecento e primi dell'Ottocento sono 5-6. Allora, una possibilità è la carriera militare, e questa è una carriera, è una possibilità in qualche modo aperta a tutti teoricamente, perché non esiste l'arruolamento, ma i soldati sono dei volontari. Chi fa la carriera militare si presenta, si fa arruolare e riceve un soldo, si chiamano soldati per quello, il soldato è pagato. Il militare è una figura ambigua, molto spesso appunto, siccome fare servizio militare è fare una vita anche dura, difficile, soprattutto per i soldati semplici, pericolosa, quindi chi può evitare di farlo non lo fa il militare. E molto spesso appunto la gente è costretta ad arruolarsi, e sono arruolati i delinquenti, cioè ti arruolo se cioè ti sconto la pena e vieni a fare il militare. Allo stesso tempo però la carriera militare è la carriera dei nobili, è anche una carriera nobilitante, cioè se uno si dimostra bravo, molto bravo, può essere promosso sul campo, può fare carriera. E qui in qualche modo ho messo carta. Qui troviamo la prima famiglia su cui possiamo dire qualcosa, questi carta, che a Senegal sono praticamente quasi, ma in carta sono pochissimi. I carta sono presenti fin dai primi documenti come una famiglia di una certa importanza, ma poi nel 600 c'è un notaio carta che però viene da Cuglieri, si sposa a Senegal e i figli hanno un certo benessere, anche acquisiscono un certo benessere, e i figli del notaio carta, che si chiamava Felice Carta, ho trovato un documento interessante del 1720, loro affidano a un loro parente che sta a Cagliari il compito di far ottenere loro la nobiltà. Gli danno l'incarico di muoversi per poter avere la nobiltà e godere dei privilegi della nobiltà. Non l'hanno ottenuta la nobiltà. Allora, chi arriva a questa condizione di benessere relativo nel paese, quasi aspirante alla nobiltà, che non lavora più in campagna, che cosa fa? Cioè, un giovane parte e va ad arruolarsi. E infatti c'è un Gavino Carta che parte e si mette a servizio del re, si arruola, e così ci sono altre figure. È curioso, c'è un atto in cui lui, prima di partire, questo Gavino Carta, pensate che lasciare la Sardegna allora era un po' un'avventura. Intanto
le imbarcazioni che si prendevano per passare il mare erano piccole e abbastanza insicure. Poi attorno alla Sardegna pullulava di corsari che venivano dal Nord Africa, e quindi lui dice, fa un documento, una specie di testamento prima di partire, in cui i suoi beni li lega o al fatto che venga preso prigioniero dai corsari, che venga portato in Africa. Allora dice: i miei beni vendeteli e riscattateli. Poi l'altra ipotesi è che possa fare naufragio, al che saranno i parenti a vedersi i suoi beni, oppure che possa tornare, e torna, fortunatamente torna. Allora, le figure più importanti della società seneghese nel 600 e nel 700, le figure di cui abbiamo notizia, perché poi siamo condannati a basarsi sui documenti che abbiamo, non possiamo inventarci una storia se non in base ai documenti. Pensate che abbiamo pochissimi documenti personali, cioè, ma questo in generale fino al Novecento, potremmo dire, uno che abbia scritto un diario, uno che abbia scritto le sue memorie, che sarebbero preziose anche per uno che ha fatto la prima guerra mondiale, eppure non troviamo quasi nulla. Corrispondenze private. Guarda, miracolosamente ho trovato una lettera in un registro di atti notarili, il notaio Solinas. Ho trovato una lettera che gli scrive un nipote, ed è una lettera commovente, perché è una richiesta di denaro in annate difficilissime di carestia, e appunto gli avevano affidato qualcosa da vendere, non è chiarissimo, e lui richiede i soldi. Ma è proprio un miracolo trovare documenti del genere. Allora, i notai del 600 più importanti, che in qualche modo in genere danno origine a delle dinastie che per diversi anni esercitano un ruolo importante a Seneghe. Diciamo che tutti i notai fanno anche i sindaci, si occupano delle cose della comunità, hanno un ruolo significativo importante. Diversi di questi non sono di origine seneghese. Per esempio il primo, Gavino dello Frasso, che muore nel 1662, è un sassarese che sposa una di Seneghe, si stabilisce qui e per diverso tempo ha appunto questo Felix Carta e di Cuglieri, mentre invece i Cossa sono una famiglia seneghese, una famiglia che insomma ha in genere personaggi sia Giovanni Cossa, Juan Cossa, e il padre di Bachisio Angelo Cossa. Il figlio del notaio Cossa nel 1715 compra questa casa, compra questo che era l'unico palazzo di Seneghe, e l'acquisto di questo palazzo sarà l'inizio della sua rovina, perché come succedeva spesso a questi personaggi di persone che arrivavano a un certo livello sociale, che dovevano vivere secondo dovevano seguire un certo tenore di vita, poi spendevano più di quanto guadagnassero, si indebitavano e molto spesso appunto si rovinavano. Nel Settecento poi c'è il notaio Cannas, che anche lui non era seneghese ma veniva da Cagliari. Il notaio Mastinu non era ugualmente di Seneghe, ma veniva da molto più vicino, da Milis. Il notaio Mastinu sposa la figlia del notaio Cadello, e da lui derivano appunto tutti i Mastini di Seneghe, in sostanza, perché appunto prima del notaio Mastinu a Seneghe il cognome non era presente. I Carta poi hanno nel corso del Settecento la figura di un notaio, Salvatore Angelo Carta, c'è il notaio Pietro Angelo Pintus, il notaio Giovanni Battista Solinas,
il notaio Ludovico Flore, che praticamente lavora fino al 1860-70, uno dei notai più attivi di Seneghe nel corso dell'Ottocento. Allora, chiaramente la nobiltà, seppure non è presente, è uno dei valori importanti anche di riferimento per la società seneghese. L'onore della nobiltà, cioè la mentalità nobiliare della distinzione, dell'onore, eccetera, in qualche modo è arrivata anche, cioè è arrivata senza dubbio anche a influenzare la società seneghese. Ho citato le sorelle Airaldo, su cui c'è un episodio importante. Nobiltà, onore significa per esempio dove ci si fa seppellire. Chi ritiene di avere una superiorità sociale si farà seppellire in un posto speciale, e il posto speciale di Seneghe, da quel che ho capito, è la chiesa di Santa Maria. Farsi seppellire, oppure una cappella poi anche della parrocchia. Le sorelle Airaldo è un cognome genovese, discendono da un mercante genovese che si era sposato con una ragazza di Seneghe. Delle nipoti di questo signore hanno una causa con l'arcivescovo di Oristano, perché loro pretendono di avere il gius patronato, cioè la tutela, di essere in qualche modo padroni, di aver diritto di occuparsi e di essere sepolte nella cappella di Sant'Elena, nella parrocchia di Seneghe. Naturalmente poi alle cappelle venivano legati dei beni, c'erano dei devoti di quel santo che lasciavano dei beni a quella cappella, quindi si creava un capitale e quindi c'era anche un interesse economico, e l'arcivescovo di Oristano in qualche modo rivendica il fatto di essere lui l'esclusivo, dice che non gli risulta che queste sorelle Airaldo abbiano quel diritto. C'è poi un altro che lascia nel testamento che vuole essere sepolto nella cappella di Santa Severa nella chiesa di Santa Maria. Sapete che a Santa Maria c'è il pozzo di Santa Severa, una santa appunto di cui io ho sentito parlare, ma poi non so precisamente dove. Adesso non c'è più nulla su Santa Severa. Di è ancora? La cappella del crocifisso. No, dove è il crocifisso? Ah, quella è la cappella di Santa Severa. Dove c'era il pozzo. Ok. Ecco, allora, a Seneghe, e credo in generale in Sardegna, più che per smuovere la condizione economica, più che il servizio del re, essendo un paese così isolato, conta il servizio di Dio. La carriera ecclesiastica, l'appartenenza al clero regolare come al clero secolare, l'entrare nel clero è comporta la possibilità di un cambiamento di status, di fare una vita diversa e di aiutare la propria famiglia a cambiare condizioni sociali. C'è un'osservazione che fa il La Marmora, appunto, che gran parte delle fortune delle famiglie più importanti dei paesi sardi, scrive La Marmora, si lega a delle figure di sacerdoti intraprendenti che avevano accumulato dei patrimoni importanti. Appunto c'è il clero secolare, il clero della parrocchia, c'è il clero regolare, appunto quelli che appartengono ai vari ordini. Ci sono i domenicani a Oristano, ci sono i cappuccini a Sant'Urusugio, qualche seneghese va a Sant'Urusugio, oppure
c'è l'ordine dei Gesuiti, per quello bisogna andare più lontano, a Cagliari o a Sassari. E avete sentito parlare del Tribunale della Santa Inquisizione, Santo Uffizio, eccetera, che vagliava la conformità all'ortodossia, che si occupava di vedere che non si sgarrasse nel campo dell'osservanza della fede corretta, insomma. Uno dice, ma cosa aveva a che fare il Santo Uffizio, l'Inquisizione, con la Sardegna del 500 e del 600? In che cosa potevano sgarrare? Sono stati studiati e pubblicati molti processi dell'Inquisizione in Sardegna e gran parte di questi processi riguardano delle donne e considerate delle streghe, in sostanza, che avevano pratiche col demonio. Comunque l'Inquisizione, il Santo Uffizio, diventa una struttura di potere. Far parte dell'Inquisizione significa godere di molti privilegi e in qualche modo ricattare l'autorità pubblica e politica. E c'è un episodio interessante che riguarda Seneghe, non so, forse ve l'ho anche già detto, di un familiare. Allora, dell'Inquisizione c'erano i commissari dell'Inquisizione, e a Seneghe era sede di un commissario dell'Inquisizione. Poi c'erano i familiari dell'Inquisizione, che erano quelli di grado inferiore. Un familiare dell'Inquisizione prende in appalto il monte e poi non vuole pagare perché lui fa parte dell'Inquisizione. Dice, io godo di privilegio, cioè non deve pagare. Allora, ho elencato poi, per dire che la presenza di un sacerdote in famiglia riguarda praticamente tutte le famiglie di Seneghe, a partire da quando abbiamo dal 600 in poi. Ci sono praticamente tutti i cognomi di Seneghe che hanno la figura di un sacerdote. Le famiglie ci tengono, naturalmente, l'abbiamo conosciuto benissimo anche noi questo fatto, è comprensibilissimo, cioè anche solo il fatto che è una figura sacra, una persona importante. Allora, siccome era un'attività, una carriera che attirava molto, la Chiesa si era posto il problema che la carriera ecclesiastica non doveva essere intrapresa per arricchirsi. Quindi, di conseguenza, chi voleva entrare nel sacerdozio doveva avere un patrimonio, diciamo, sufficiente, era, diciamo, patrimonio discreto, era 1600 lire minimo, che era una cifra, diciamo, di una certa consistenza. Allora, questo era il requisito per diventare sacerdote. Siccome questo era molto desiderato da tutti, cosa si faceva? Ci si metteva d'accordo, un paio di parenti, tutti i parenti, oppure la parentela allargata, oppure addirittura 40-50 persone mettono tutti insieme i loro beni e fanno il patrimonio a un giovane che vuole farsi sacerdote. Dopo che uno è morto, dopo che il sacerdote è morto, questi beni dovrebbero tornare a chi li ha messi a formare il patrimonio. E quindi qui ho elencato Salvador Ponte è il sacerdote di cui parlano le cronache, che avrebbe guidato i seneghesi alla cacciata dei saraceni che erano arrivati fino a Narbolia. Arrivano a Narbolia, stanno facendo schiavi i narboliesi e lui appunto guida i seneghesi in questa azione che porta poi alla loro liberazione. E poi vedete Giovanni Spanu, Angelo Tola sono scritti in questo modo nei documenti, i documenti
dei registri parrocchiali del 600 sono spesso scritti in sardo, quindi ho trascritto spesso in nomi. Petro Paoli Pira, Antoni Gos, eccetera, nel 700. Melis a Seneghe poi spesso i cognomi sono scritti in maniera variabile, può essere Meli, Mele, Melis, e così Pira o Piras sono equivalenti. Allora, in questa carriera poi si sono distinti dei personaggi che sono molto noti. Il cardinale Agostino Pippia, Bacchis Pippia, che la cui casa credo che era qui in questo isolato, appunto la sua biografia la trovate nel libro di Dottor Pili. Naturalmente è comprensibile che il fatto che il cardinale Pippia avesse raggiunto questa importanza, questa carica così significativa, ha delle grosse ripercussioni a Seneghe, in tutto il territorio di Oristano. Quando viene fatto cardinale, a Oristano organizzano una grande festa con razzi, luminarie, pubblicano un librettino in 100 copie con il sermone che è stato tenuto, si fa grande festa. Naturalmente l'importanza del cardinale si ripercuote sulla famiglia dei Pippia. In primo luogo quando lui ottiene che un nipote, un parente non diretto, un parente un po' lontano, Antonio Maria Pippia, diventa cardinale che è ancora un ragazzino. Questo ragazzo si trasferisce con la famiglia a Oristano e lì vive come canonico della cattedrale di Oristano fino alla fine del secolo. Per dire quanto era diventata importante questa famiglia, la sorella del canonico sposa il figlio del mercante più ricco di Oristano, che si chiamava Pietro Ibba. È una storia che è conosciuta perché negli atti notarili si trova anche il fatto che i due non vanno d'accordo e dopo poco tempo lei scappa di casa, si rifugia dalla madre seneghese e viene concesso praticamente una separazione, un divorzio che i due si impegnano a ritirarsi in convento, per cui non si ritirano in convento. La ragazza muore qualche anno dopo. Comunque a Oristano proprio ci sono parecchi Pippia che si trasferiscono ad Oristano e che ottengono diciamo delle posizioni anche di un certo prestigio, ci sono degli artigiani ricchi eccetera. Sono appunto questa è comprensibile essere cardinale, diciamo, è ricoprire un ruolo molto importante. Così appunto anche il canonico Pippia, che ha la prebenda di Genoni e di Usellus, muore nel 1783, sarà sepolto nella chiesa del Carmine che era stata fatta dal marchese d'Arcais. Un altro personaggio importante è il padre Francesco Ignazio Cadello, che nella Seneghe del Settecento il Cadello hanno un ruolo importante. Intanto i Cadello sono presenti a Seneghe, lui è professore di matematica a Cagliari e istituisce le 3 piazze per studenti nel Collegio dei Nobili di Cagliari e poi istituisce anche quell'aiuto alle ragazze per sposarsi. Ma a Seneghe ci sono i fratelli, c'è il notaio Raimondo Cadello che ha 3 figlie, c'è un sacerdote Nicola Cadello e appunto sono presenti per tutto il secolo
e hanno un ruolo molto significativo. Lui è un personaggio di grande rilievo, c'è qualcuno che si era occupato di studiarlo, spero che prima o poi venga fuori anche un saggio su di lui, perché anche per dire, no, io non ho capito per esempio dove abbia studiato lui matematica, perché tra l'altro quando lui viene nominato professore all'Università di Cagliari, quando il re riforma l'università e chiama professori soprattutto dal continente, e nella storia della Sardegna del Manno lui è incluso tra quelli che vengono chiamati da fuori, quindi è possibile che abbia studiato fuori dalla Sardegna, non lo so, questo appunto è una domanda che mi sono posto. Poi è un personaggio importante perché di grande cultura, è legato alla cultura del suo tempo, un personaggio che si occupa del benessere pubblico, di quella che allora si chiamava la pubblica felicità, un personaggio che vuole essere utile alla società, e da questa sua non sono molte le persone con queste caratteristiche, appunto un personaggio come lui avrà un grosso ruolo nell'aiutare molti giovani di Seneghe appunto con queste borse di studio a completare gli studi. Un fratello suo tra l'altro è il primo medico, primo laureato in medicina di Seneghe, si chiamava Antonio Vincenzo Cadello, era laureato in medicina, lavorava ad Oristano, non era concepibile un medico a Seneghe, non sarebbe morto di fame, cioè non era compatibile, bastava il chirurgo. Scusa Mario, perché chiami Cadello la famiglia da parte? Perché appunto perché si chiamano Cadello e Cadello, sì, cioè non sono, è lo stesso cognome. La L diventa B? Sì. No. Italianizzato, Cadello è italianizzato. Giovanni Antino era Cadello Cadello, cioè nel senso che la madre era Cadello. No. Cos'è la L diventa? La madre era Mullu, era Mariangela Mullu, ho trovato il testamento suo. Sì. Però tutta una serie di atti, Cadello, cioè Cadello. Quindi la variazione che quindi dovrebbe essere istintiva, cioè tra la doppia L e la B. No, lui è figlio di un Demetrio, mi pare che si chiamasse il padre, Cadeddu ancora. Appunto, e diventa Cadello. Tra l'altro la madre si sposa con uno di Bonarcado e lui si trasferisce a Bonarcado, dove c'è un canonico Pedro Cadello che quando lui comincia nei suoi primi atti, lui fa alcuni atti a questo notaio a questo canonico Pedro Cadello. Ora io non so in che rapporti fosse con questo, che abbia cambiato il cognome in base a questo, ma per dire è significativo il fatto che i Cadello abitavano qui a Puzzuardo, le loro case erano nella zona intorno a Piazza dei Balli e c'erano i Cadeddu, cioè che erano parenti loro, è chiarissimo, cioè, come i Cadello Milia, che erano ugualmente parenti loro. Allora chiaramente nella carriera ecclesiastica una delle cariche più ambite, diciamo naturalmente essere vescovi e arcivescovi è il massimo, ma in genere per arrivare a questo bisognava essere aristocratici in genere, succede anche ad altri, si arriva a diventare canonici e a Seneghe ci sono alcuni canonici, questo Pietro Paolo Secchi, Secche però, viene scritto generalmente Secche, canonico della cattedrale di Ales, però poi vive a Seneghe e muore a Seneghe. Il canonico Pietro Spano,
che ha la prebenda di Sia Maggiore, muore nel 1712, ho trovato il suo testamento, lascia tutto a un nipote che si chiamava Sesinio Spano, che ha solo figlie femmine, e col nipote finisce la famiglia Spano a Seneghe. Io ho sempre sentito dire che la casa del canonico Spano fosse questa, cioè questo è il Puzio Spano di sicuro, però poi non credo che fosse del canonico Spano questa casa, perché quando viene venduta 3 anni dopo la sua morte non è della famiglia degli Spano, è dei Lofrasso invece, quindi non lo so. Allora, canonico Vincenzo Sanna, prebenda di Sola Russa, ricca prebenda di Sola Russa, muore nel 1812. Il canonico Vincenzo Sanna, la sua carriera è sull'onda lunga del successo dei Pippia. Lui è il figlio di un fabbro oristanese, Giuseppe Sanna, che sposa una Pippia. Si trasferisce a Seneghe, il figlio diventa canonico e aveva una prebenda ricchissima, mi pare che fossero 2000 scudi, che era una cifra eccezionale, che però non gestisce bene. In qualche modo è sempre carico di debiti e cioè compra tantissimo, ci sono tanti atti di acquisto. Quando muore i parenti si trovano con un pugno di mosche, in sostanza. Lui era arrivato a far studiare il nipote, che si chiamava come lui Vincenzo, un altro nipote diventa avvocato ed è forse il primo avvocato che ci sia stato a Siena, che si chiamava Raimondo Sannandria, che poi si trasferisce ad Oristano. Però appunto i beni di questo canonico sfumano. Infine il canonico Raimondo Cubegliu, che fu rettore del seminario, che nasce nel 1786, la data di morte. Allora, il canonico Raimondo Cubegliu era un figlio di Demetrio Cubegliu, un esponente della famiglia dei Cubegliu che abitavano in questo isolato. Allora, spero di non abusare troppo della vostra pazienza, siete stanchi. Va bene, cose già in parte accennate, però poi mi interessava anche soffermarmi sulle dinamiche di sopravvivenza e di miglioramento a livelli molto più comuni, se uno non diventava prete. Chiaramente ho parlato del fatto che studiare in qualche modo, almeno un po', perché non tutti i preti avevano questa grande, molto spesso avevano solo un'infarinatura di cultura, non erano laureati i sacerdoti, avevano studiato, diciamo, abbastanza poco, non c'era bisogno di fare un ciclo completo di studi, i seminari funzionavano e non funzionavano. Però appunto la penna, come si dice, garantiva il miglioramento della propria condizione sociale, cioè l'attività intellettuale. Questo spiega anche perché studiare sia stato sempre proposto come nella mentalità normale di Seneghe come uno dei modi per uscire da una condizione difficile magari. Nell'agricoltura seneghese, che cos'è che consente di sopravvivere intanto e possibilmente di migliorare la propria condizione? Da quello che mi è sembrato di capire, uno dei fattori è la collaborazione familiare, il fatto di trovarsi
in diverse persone, soprattutto diversi maschi, a collaborare per un certo periodo a costruire il patrimonio familiare, a incrementare il patrimonio familiare. Se appunto ho trovato nel Settecento, per dire, famiglie in cui ci sono, per dire, 5 fratelli maschi che lavorano insieme per diversi anni, che lavorano per la famiglia collettiva e anche per la propria famiglia. In questo modo riescono a costruirsi la casa, perché ognuno deve avere la casa, ad aumentare, a comprare, e quindi poi la divisione che si farà alla fine sarà una divisione di incremento dei beni. Naturalmente non si può andare avanti moltissimo con questa cosa, però appunto è un fattore positivo, anche perché con molti fratelli ci si può permettere una divisione dei ruoli tra fratelli, tra agricoltori e allevatori, per dire, e aiutarsi reciprocamente. Per dire, io mi sono occupato, lo capirete, perché in modo particolare dei Cubendu, per dire, per fare in breve la storia di questi, la famiglia, io sono partito dagli inizi del Settecento, dove c'è un Antonio Cubendu che è sposato con un'Antonia Melia, e sono 5 figli maschi e 2 femmine, che insomma lavorano insieme, hanno forme di solidarietà familiare. Vi ho raccontato anche la storia della liberazione dalla galera di uno di loro, con lo scambio di un bandito che era stato catturato da 2 dei fratelli. E insomma in questo modo poi la cosa si ripete per generazioni successive. È una famiglia in cui ci sono sempre molti fratelli maschi e le cose vanno discretamente bene, ma poi appunto le sorti, le vicende diventeranno molto diverse. Poi chiaramente nell'agricoltura seneghese le possibilità di variazione non sono molte, c'è la produzione di cereali, grano, orzo e legumi che servono per la sopravvivenza, ci sono i vigneti soprattutto nel territorio di Kimbeyua e nelle vicinanze del paese, gli oliveti sono un qualche cosa che comincia a diventare significativa alla fine del Settecento. L'oliveto arriva relativamente tardi a Senegal, più tardi di quanto si pensi. Si trovano anche i primi che commissionano dei frantoi, che costruiscono dei frantoi che prima non c'erano, e anche questo è dell'inizio dell'Ottocento. Diciamo che la grande espansione sarà nel corso dell'Ottocento dell'olivicoltura. Poi anche le attività artigianali conoscono uno sviluppo nel corso del Settecento in relazione al miglioramento generale delle condizioni sociali. Nel Settecento in tutta Europa c'è un miglioramento delle condizioni delle persone, addirittura le ragioni di questo miglioramento vengono attribuite ai motivi più vari, anche a motivi climatici, per dire. C'è un clima più favorevole, anche se si avranno annate di carestia drammatica, in generale poi c'è un miglioramento, e questo si manifesta appunto nello sviluppo delle attività artigianali. C'è una maggiore richiesta, per esempio, dell'attività ho indicato per primo uno scultore, così viene indicato nei documenti, era un piccaperderi in sostanza, uno che decorava le porte, quelle che abbiamo ancora conservato scolpite. Questo Pietro Paolo Piras lo cito perché è il capostipite di una famiglia che per un secolo ugualmente a Senegal ha un ruolo importante, una famiglia che ha diversi notai,
Pietro Paolo Piras, appunto il figlio, due dei figli sono notai, il notaio Giuseppe Piras e un altro Giovanni Antonio che va a fare il notaio in Argolia. Da uno dei fratelli nasce un altro notaio, Sebastiano Piras, che lavora fino alla fine del Settecento. Abbiamo parlato già del fabbro Sanna, di Giuseppe Sanna. I Fara sono falegnami. I Feurra nel Settecento ci sono molti sacerdoti, generalmente ci sono almeno due preti Feurra. Uno delle figure più importanti è il parroco Sebastiano Feurra, che credo che per cultura e per attivismo, per interesse per il paese fosse un personaggio assimilabile un po' al Cavello. Credo che le basi della nuova parrocchia si debbano a lui. Lui lascia tutti i suoi beni, ed era ricco, per la creazione della nuova parrocchia. La nuova parrocchiale viene costruita nel corso di un secolo, ci è voluto tanto tempo e è così grande. Potete capire che ci volessero dei capitali, è appunto uno dei primi a mettere le basi della costruzione della parrocchiale è stato il vicario Sebastiano Feurra. Appunto alcuni dei Feurra poi sono muratori alla fine del Settecento. Ecco, la famiglia degli Andria poi che si distingueranno a Seneghe. Il primo, Antioco Andria, è falegname e muratore anche, così viene classificato, è carraio, però diciamo, è un falegname particolarmente abile e attivo, ed è anche negoziante. Intanto era anche lui legato ai Pippia e ottiene a metà del Settecento la concessione della rivendita dei tabacchi. I tabacchi sono un monopolio già da allora, e appunto ho trovato il documento di concessione della vendita dei tabacchi, verrà concessa a lui, così come verrà concessa al figlio Antonio Vincenzo. Appunto è commerciante. Il commercio nella seconda metà del Settecento si comincia a commerciare in bestiame e in pelli, oltre che in grano. Queste bestie si comprano spesso nelle zone pastorali dell'interno, si comprano un centinaio di maiali, un centinaio di agnelli, si comprano anche tori che servono per arare, vengono allevati, vengono ingrassati e poi venduti. Ci sono diversi contratti di acquisto di centinaia di capi di bestiame che vengono portati nelle terre come il monte, si prendono, si appaltano per il pascolo di certe terre, le bestie si ingrassano e poi si vendono. Diciamo che questo tipo di attività diventa molto intensa nel secondo Settecento e poi anche e soprattutto negli anni 80 e 90 del secolo, quasi in coincidenza con le annate della rivoluzione. Uno dei principali personaggi in questa attività è Raimondo Pigli, scrivente e negoziante. Che commercia non solo a Seneghe, ma per dire uno dei pochi che entrino anche nel commercio del sale, delle saline. Infatti è presente in un appalto delle saline della zona, sì, da fideiussione, garantendo con i propri beni, e c'è l'elenco di tutti i suoi beni e si parla appunto di case, di terreni e del commercio dei grani.
che erano, il commercio dei grani era una delle attività più redditizie, diciamo che le ricchezze più significative sono state fatte, anche e soprattutto ad Oristano, anche quella del Marchese d'Arcadia di Damiano Nurra, col commercio del grano. Poi il commercio delle pelli, per dire, le pelli a Narbolia c'era un'attività di concia delle pelli. Ecco, stiamo per concludere. Allora, gli elementi che invece portano alla rovina, che era una cosa molto più facile di quanto si possa immaginare, cioè la vita di quei tempi era estremamente incerta. Era, diciamo che, per dire, la malattia allora aveva effetti devastanti, nel senso che non c'era alcun riparo, alcun rimedio, sia sul piano medico sia sul piano della cosiddetta previdenza sociale. Non c'era niente che ti proteggesse, che ti aiutasse se le cose ti andavano male. E appunto basta scorrere gli anni, e sono alcuni degli anni in cui ci sono state le annate di carestia e di malattia, poi anche in forma epidemica, sono alcune, dalla peste poi al colera nel corso dell'Ottocento, le annate di carestia drammatiche, quando non c'era né erba né acqua per il bestiame, morivano bestie e uomini. C'è un documento molto bello, molto significativo, molto commovente, di alcuni di un sindaco di metà Settecento e di alcuni della classe dirigente, di alcuni notai, eccetera, che chiedono un prestito alla Cappella del Rosario per comprare della carne, perché la gente sta mangiando solo erba, e dice: e questo invece se hanno qualche pezzo di carne, un po' di brodo di carne, gli andrà via questa faccia d'erba che hanno, questa cara degli erba, è scritto in spagnolo. E appunto, se carestie e pestilenze sono drammatiche per tutti e possono portare facilmente alla rovina, la condizione peggiore appunto è quella di restare soli e senza se, intanto restare paralitico per un uomo, non poter lavorare, poi per vedove ed orfani la condizione è appunto molto difficile. Naturalmente sono costretti a vendere i loro beni man mano, e poi così appunto la condizione delle donne che rimangono da sole, insomma, cercano di arrangiarsi, così gli orfani. Appunto un rimedio è quello di mettersi a servizio degli altri. Le condizioni del servizio non sono sempre ideali. Una cosa che mi ha impressionato un po' è la condizione delle donne che vanno a servizio dei sacerdoti, cioè, e molto spesso quando i sacerdoti fanno il testamento c'è scritto: guardate di pagare la mossa, cioè la ragazza, perché io non l'ho mai pagata, cioè dice dategli un terreno oppure questo o quest'altro, perché appunto molto spesso appunto il pagamento veniva rimandato anche se c'era un contratto, cioè delle attività di servizio. Esistono anche figli d'anima in questo periodo, cioè le persone sono affidate anche solo per l'educazione. Nelle difficoltà che si avevano si trovavano anche comunque dei rimedi. Molto spesso la gente, chi si trovava con un figlio
un signore che magari aveva una ragazzina che non, essendo vedovo, lo affidava a una famiglia, ad una madre di famiglia che con un contratto di figlia d'anima, fin quando cresceva, questa ragazza avrebbe lavorato anche in questa famiglia e poi alla fine avrebbe avuto anche qualche cosa, il corredo in genere gli veniva fatto da chi lo proteggeva. Va bene, un altro fattore di sventura è la giustizia. E la giustizia, in effetti, era un qualche cosa. Noi avevamo la giustizia vicina ed era esercitata da gente sarda, però non funzionava bene. Cioè, era facilissimo finire in prigione, e se si finiva in prigione e poi veniva usato molto spesso l'essere incarcerati per colpire una persona, per fargli del male, per odio nei confronti di qualcuno poteva essere arrestato e si poteva rimanere in galera senza essere visto dal magistrato, senza essere processato. E questo riguarda non solo persone di poveri, ma spesso anche il caso del notaio Giomaria Cubeddu, che era un esponente, il figlio dell'uomo forse più ricco di Seneghe, Demetrio Cubeddu. Lui era stato consigliere comunale, l'avevano cacciato dal consiglio perché aveva litigato con l'ufficiale di giustizia, viene messo in prigione finché muore in prigione per le condizioni in cui è tenuto senza essere stato processato. Giovanni Ponti Chirdinu, che era consigliere comunale anche lui, che aveva partecipato, che in qualche modo era stato il leader della sommossa per la chiudenda di Trovinullongu, viene imprigionato, viene messo in prigione, ci rimane diversi anni e praticamente viene mandato in rovina perché deve vendere tutto per gli avvocati e perché appunto la famiglia deve vivere mentre lui si trova in prigione. Queste sono cose che possono mandare in rovina, così come si può andare in rovina per la mentalità nobiliare del tempo, cioè non si può vivere senza lavorare in una società povera come la nostra, in sostanza. Se non entra qualcosa, se non entra abbastanza, se non si fanno produrre i propri beni, alla fine, e ci sono tanti casi, si va in rovina. Allora, mi rimane solo da dire qualcosa a conclusione di questo percorso che ho fatto. Stavolta mi sono scritto anche qualche conclusione. Allora, credo che io questa storia l'ho trovata, vi dico, appassionante. Io ho piacere di andare in archivio, ho piacere di leggere le antiche carte, mi piace moltissimo sapere le vicende delle persone che hanno vissuto a Seneghe nel passato e credo che si tratti di una storia comunque interessante. Credo che letta, raccontata nel modo giusto, sia una storia che parla del resto del mondo tanto quanto parla di noi. Cioè Seneghe non è diverso dal resto della Sardegna, non è diverso dal resto del mondo. Le cose della storia, le cose che sono successe qui, gli avvenimenti, le vicende, il modo in cui si viveva, i modi in cui si viveva, trovano un corrispettivo in altre parti del mondo. Le cose che sono avvenute qui, conoscere le nostre cose aiuta a capire tutto il resto del mondo. Quindi credo che sia una cosa importante, utile. E diciamo, credo che avere interesse per la propria storia, occuparsi della propria storia, sia un modo per avere anche semplicemente rispetto di se stessi, rispetto dei propri antenati, rispetto della propria storia, della propria vita attuale. Grazie.